L'economia sta tirando, c'è un'incognita che è quella legata all'aumento delle materie prime, c'è un'altra incognita che è quella legata al reperimento di manodopera qualificata. Queste le incognite nei giorni della ripartenza messe in fila dal presidente uscente della Camera di Commercio Mario Pozza alle prese con il bilancio di fine mandato. Proprio il nodo dell'occupazione è uno dei più urgenti quanto paradossali per un'economia che si sta ripartendo ma che il Covid ha fiaccato soprattutto nel turismo e nella ristorazione. Se ho un reddito di cittadinanza che ti dà la possibilità di stare a casa, preferisci stare a casa che eventualmente andare a lavorare, da una parte. Dall'altra ci sono delle opportunità, ma però non ci sono le condizioni, perché non so, qui mi rivolgo ai stagionali, sento che tanti stagionali si lamentano che hanno trovato un lavoro, però non trovano la casa nelle località turistiche, oppure la trovano a caro affitto e quindi non vale la pena. Un presente complicato e un futuro da costruire per la Camera di Commercio di Belluno Treviso, con la consapevolezza di quanto fatto nell'ultimo quinquennio, segnato dal taglio del 50% ai diritti camerali a fronte di nuove competenze come in materia di turismo. C'è stata poi la fusione tra gli enti di Treviso e Belluno, l'emanazione di bandi e la concessione di contributi, dal digitale alla promozione della legalità. 17 milioni che hanno generato investimenti per oltre 60, senza contare l'accesso al credito con il sostegno ai confidi. Intanto il sistema camerale segna un punto a favore nella diatriba contro lo Stato, che negli anni ha introdotto prelievi forzosi sui risparmi ottenuti proprio dagli enti. In autunno si va davanti al giudice costituzionale, una partita che per le Camere di Commercio venete vale 5 milioni di euro all'anno. I soldi raccolti dalle imprese tramite il diritto annuo alle Camere di Commercio devono restare nel territorio. Non è possibile che noi finanziamo il bilancio dello Stato con i risparmi creati nella nostra organizzazione. Questioni aperte che Mario Pozzi intende portare avanti con un secondo mandato. Il consiglio per la nomina del nuovo presidente è stato fissato con delibera regionale al 22 giugno. Al momento Pozzi è l'unico nome in corsa, perlomeno ufficialmente, e lui gioca a carte scoperte. Sembra che le condizioni ci siano, però aspettiamo il 22 dopo la riunione del Consiglio.